Una pista che riprende vita, un'arteria, un collegamento, il collegamento tra il Vicentino e il Trentino. Riparte la Valdastico Nord e riparte con l'approvazione da parte della Giunta della provincia di Trento alla variante al piano urbanistico per il collegamento dell'A31 con l'autostrada del Brennero. Bene che si torni a parlare di Valdastico Nord e ancora meglio che questo avvenga grazie al fatto che il presidente Fugatti ha riavviato l'iter autorizzativo proprio partendo dalla provincia di Trento. Esulta il presidente della provincia di Vicenza Andrea Nardin. Già nel 2007 l'allora governo Prodi aveva previsto l'innesto a Trento entro il 2026. Al momento ci sono 4 tracciati alternativi, 3 con l'innesto localizzato attorno a Trento e uno sul Rovereto, come chiesto dal presidente della provincia autonoma Maurizio Fugatti. Noi siamo veramente contenti, visto soprattutto la necessità che si è dimostrata di questa arteria con le interruzioni recenti che le frane hanno provocato. Certamente fra la soluzione a Rovereto e la soluzione a Trento sarebbe preferibile la soluzione a Trento, sia dal punto di vista logistico sia per l'impatto ambientale che verrebbe ad avere. Il presidente della provincia di Vicenza preferisce la soluzione di collegamento a Trento. Adesso in Trentino si dovrà attendere il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, con diversi comuni contrari al progetto. Poi il disegno di legge in Consiglio provinciale potrebbe concludere l'iter entro metà settembre. Infine andrà valutata la soluzione migliore. Sul fronte veneto invece è tutto già pronto e il prolungamento della Valdastico viene visto favorevolmente, considerato che il corridoio del Brennero è già saturo e sulla Valsugana c'è stato un aumento del traffico dopo l'apertura della Pedemontana. È importante che si ritorni a parlare di questa importante arteria, visto la necessità, la volontà di riavvicinare e di collegare la provincia di Trento con la provincia di Vicenza. Quindi siamo felici che il presidente Fugatti abbia riavviato l'iter autorizzativo.